Un buon pomeriggio, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono 10 i partecipanti alla prima corsa di questa 56esima riunione del 2024. Riunione di giovedì 12 dicembre che sarà composta da 8 corse. All'1 Giorgigna, Filippo Monti, 3 Green Express Roberto Vecchione, 4 Gioia del Ronco Antonio Di Nardo, 5 Gina Lux Riccardo Pezzatini, in seconda fila 7 Galassia Bug Riccardo Picchi, 8 Gaia Gad Sandro Miraglia, 9 Grace Mabel Lorenzo Baldi, 10 Gioia Spritz Andrea Farolfi, 11 Gran Bella Fi Alberto Garruto, 12 Genesi dei Venti Giuseppe Lombardo Junior. Autostart in accelerazione, problemi per Gioia del Ronco che rimane molto distante. Si parte con veloce il 5 di Gina Lux che prova a scavalcare Green Express e ci riesce. Giorgigna, ha sbagliato Giorgigna. In terza posizione figura già Genesi dei Venti, partita alla grande dallo scomodissimo numero 12. All'esterno prova la progressione invece Gioia Spritz. Si va sulla retta opposta alle tribune con Gina Lux che ha preso l'impegno di petto e si è installata al comando, e al termine della retta opposta alle tribune si presenta in chiaro vantaggio. Si va sulla piegata di sinistra, purtroppo non è scattato neanche il mio cronometro e quindi per il momento i parziali non li riesco ad avere. Andremo a schiacciare l'ultimo chilometro. Gina Lux al comando, Green Express in seconda posizione che tende a spostare all'esterno. Poi Genesi dei Venti con accanto Gioia Spritz, quindi in corda Galassia Bug, ancora Gaia Gad che prova la progressione esterna. Sotto alle tribune Green Express prova a far accelerare Gina Lux, una frazione in 15,5 sotto alle tribune. Le due di testa alle prese, Green Express attacca Gina Lux a contatto dei primi Genesi dei Venti così come Gioia Spritz. 15,9 la curva di destra, insiste Green Express all'attacco dell'avversaria Gina Lux che prova la difesa. Green Express mette mezza figura avanti all'avversaria al termine della retta opposta alle tribune. Una frazione in 15,1, 46,5 questi 600 metri, tende a passare Green Express che scende alla corda a metà della piegata conclusiva, è inseguita da Gioia Spritz, poi Gina Lux, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo per Green Express che è in chiara evidenza, 14,7 in accelerazione questo paletto, Green Express in vantaggio, Gioia Spritz che sul passo prova a rimontare, poi di dentro Genesi dei Venti nel finale. Green Express viene a vincere nei confronti di Gioia Spritz che è seconda su Genesi dei Venti che finisce a velocità tripla all'interno. Io ho 1,16,7 l'ultimo chilometro da parte di Green Express, Roberto Vecchione per il Team Elert, i colori della scuderia Zaccongiò. Vince la figlia di Ridley Express e Porto di Venere che debella le resistenze di Gina Lux, nel finale si stacca per vincere in maniera netta. Debutta bene al secondo posto Gioia Spritz, finisce a gran velocità invece Genesi dei Venti che dopo ottima partenza corre anche una bella retta d'arrivo. Il successo in chiusura però è di Green Express. Roberto Vecchione, il Team Elert, la scuderia Zaccongiò.